Allora, c'è un legame storico e ormai anche affettivo tra il Friuli Venezia Giulia e le Frecce Tricolori che sono qui fin dalla fondazione, se non sbaglio. Cosa ne pensa? Siamo qui fin dalla fondazione, ma qui in Friuli Venezia Giulia c'è la culla dell'acrobazia aerea in Italia, quindi siamo legati a questo territorio, siamo legati sin dalla nostra nascita nel 1961, il 1° marzo, per cui siamo attaccati a questo territorio con l'affetto che il territorio ci restituisce quotidianamente, quindi per noi è un privilegio essere qui, un privilegio rappresentare non solo il Friuli Venezia Giulia ma tutta l'Italia. Siamo un reparto dell'aeronautica militare che ha il compito di essere il rappresentante di tutte quelle che sono le professionalità degli uomini e delle donne della nostra forza armata, l'aeronautica militare, per cui ci sentiamo orgogliosi di rappresentarli e ci impegniamo per farlo al meglio. Ecco, e che orgoglio è essere il comandante, cioè il portavoce, il frontman di questo gruppo d'élite comunque dell'aeronautica italiana. Essere il comandante è sicuramente un grande orgoglio che porta con sé anche una grande responsabilità. La responsabilità è non soltanto quella di rappresentare appunto tutti i reparti dell'aeronautica militare con i loro uomini e le loro donne, ma anche quello di essere consapevoli di prendere il testimone di chi ci ha preceduto in questa avventura e quindi raccogliere questo testimone di chi ha fatto la storia, di chi ha conservato il patrimonio dell'acrobazia collettiva durante tutti questi anni e quindi continuare ad evolverci con l'avanzamento della tecnologia e tutto quello che succede, continuando a rimanere attaccati alle nostre radici. Perché voi siete praticamente la Formula 1 dell'aeronautica italiana, possiamo dire. Non paragonerei alla Formula 1, nel senso che noi siamo uno dei reparti dell'aeronautica militare, semplicemente con il nostro volo vogliamo sintetizzare tutte quelle che sono le capacità della nostra forza armata, dell'aeronautica militare, quindi noi cerchiamo di fare dello strumento che è il nostro volo, l'acrobazia collettiva, il nostro programma acrobatico, la sintesi di quello che deve diventare visibile ed accessibile a tutte le età, da grandi ai piccini, di quelle che sono le capacità della forza armata e dell'aeronautica militare. Il principale vantaggio e il principale svantaggio di questa professione? Più che di vantaggi e svantaggi parlerei di opportunità e quindi sicuramente la grande opportunità è quella di ritrovarsi a ricoprire questo ruolo, esserne l'interprete per qualche anno e farlo per restituire quello che l'aeronautica militare ci ha dato, quindi ci sentiamo fortunati protagonisti e abbiamo la grande opportunità di farlo. Di conseguenza le grandi opportunità si portano dietro anche grandi responsabilità e quindi questo comporta di doversi impegnare al meglio in quello che facciamo e lo facciamo con grande orgoglio, lo facciamo con grande passione e con grande entusiasmo. Grazie. Grazie.